voi, buonasera, bentrovati a un nuovo appuntamento con Elettroshock. Titolo della puntata di stasera è Cari Sindaci. Abbiamo voluto giocare un po' su questa espressione, un po' in senso di gratitudine per tutto quello che i sindaci fanno e in particolare quanto hanno fatto in questo ultimo anno e mezzo, duro, durissimo per tutti quanti lo hanno vissuto in prima linea, e sicuramente in prima linea c'erano anche i sindaci nei rispettivi territori, e poi facendo riferimento all'avvio dell'iter della norma che porterà nella nostra regione ad aumentare gli stipendi, per dirla in termini molto semplici, dei sindaci, che in Friuli Venezia Giulia sono tra i più bassi in Italia e che soprattutto erano bloccati dal 2011. Un iter che è cominciato ieri in Consiglio regionale, in commissione, insomma un percorso che seguiremo e del quale cominciamo a parlare subito con i primi cittadini. Non si parlerà solo di stipendi, naturalmente questa è l'occasione per parlare anche dello stato di salute dei nostri municipi, come stanno andando le cose, quali sono le difficoltà, che cosa è cambiato in questi ultimi anni anche con la riorganizzazione degli enti locali. Da tanto tempo si parla di carenza di personale, di uffici comunali in grande difficoltà, con proprio i sindaci molto spesso costretti a intervenire su più fronti proprio per sistemare la situazione, ritrovare in qualche maniera un equilibrio. Che cosa è cambiato? Qual è la situazione oggi? Cercheremo di fare il punto questa sera nel corso della nostra trasmissione. Si alterneranno in studio i sindaci. Vado a presentarvi allora coloro che parteciperanno, per così dire, al primo round. Saluto e ringrazio per la sua presenza Marcus Maurmair, sindaco di Valvasone Arzene. Grazie per essere con noi. Buonasera. Grazie a voi e grazie per l'invito, e un saluto a tutti i telespettatori. Saluto il sindaco di Palmanova, Francesco Martinez. Buonasera, grazie per essere ritornato. Grazie a voi, grazie a tutti. Un saluto e un ringraziamento per essere con noi anche a Claudio Zani. Grazie. Buonasera. Sindaco di Faedis. Buonasera. Questi i primi sindaci con i quali parleremo. Facciamo però un passo indietro, andiamo a sentire le parole dell'assessore regionale Pierpaolo Roberti, che abbiamo raccolto ieri quando appunto è iniziato l'iter non solo di questa norma ma anche di un'altra che riguarda l'affidamento della viabilità agli EDR, gli enti intermedi. Sentiamo. Gli stipendi più bassi d'Italia. I sindaci del Friuli Venezia Giulia sono quelli meno pagati e la giunta regionale sta lavorando per modificare questa situazione con la legge promossa dall'assessore Pierpaolo Roberti. Noi abbiamo vissuto una stagione della cosiddetta anticasta, che ha un po' distorto il pensiero in molti, complice delle campagne mediatiche assolutamente vergognose. Quando noi parliamo di un sindaco non parliamo di casta, parliamo di gente che tutti i giorni ha delle responsabilità penali e civili su ogni cosa che fa o non fa. Basti pensare al sindaco. Ne abbiamo visto qualche giorno fa il caso di una bambina a scuola che si chiude le dita dentro una porta e viene denunciato il sindaco, ma basti pensare a una buca, a un ramo che cade per colpa del vento e che colpisce una macchina. Tutto questo è sempre responsabilità del sindaco, e noi ci troviamo in una situazione in cui i nostri sindaci, in particolare quelli dei piccoli comuni, sono i meno pagati d'Italia a fronte di questa responsabilità, e a volte portano a casa qualcosa come 400 euro al mese, che non bastano nemmeno per coprire un'assicurazione, per almeno proteggere i propri risparmi da eventuali cause civili. Con la nomina della nuova commissione paritetica, l'obiettivo della giunta è di sbloccare la partita sugli EDR, gli enti intermedi che hanno sostituito le UTI, riportando a 4 gli enti di area vasta, e con l'obiettivo di renderle nuovamente elettive. Alle competenze dell'edilizia scolastica si aggiungerà la gestione delle strade. Viene trasferita la viabilità ex provinciale, quindi un tema sicuramente caro ai cittadini che quotidianamente percorrono quelle strade, agli enti di decentramento. Questa funzione si va ad aggiungere a quella dell'edilizia scolastica, che già sta dando dei grossissimi risultati, perché vediamo quale sia il cambio di passo rispetto alla precedente gestione tramite le UTI, che non poteva funzionare per come era stata predisposta dalla precedente amministrazione regionale.
Allora, l'assessore Roberti ha subito chiarito alcuni aspetti, quindi rileggiamo subito questo titolo, questo cari sindaci, altro che cari, c'è tantissimo lavoro dietro a questo ruolo e soprattutto, come ha sottolineato l'assessore Roberti, ci sono tantissime responsabilità ogni giorno. Al di là delle responsabilità civili e penali c'è il ruolo del sindaco alla porta del quale vanno a bussare i cittadini per insomma qualsiasi difficoltà ci sia in paese, ci sia insomma nel territorio. Allora, parto subito da Marcus Maurmaier andando a commentare insieme, anche a spiegare un po' la tabella che va a riassumere un po' la situazione. Allora, gli incrementi saranno in percentuale a seconda del numero di abitanti dei vari comuni. Il massimo incremento del 30% è per i comuni fino a 1000 abitanti, poi si arriva al 6% per i comuni tra i 30.000 e i 100.000 abitanti, oltre i 100.000 si va all'8%. È una tabella riassuntiva ma non esaustiva. Maurmaier, ci aiuti un attimino a capire, a inquadrare il tema? Beh, diciamo che intanto l'aumento c'è, questo credo che sia non una buona notizia ma un riconoscimento di un impegno che quotidianamente tutti i sindaci e gli amministratori danno nel gestire la cosa pubblica. Va fatta chiarezza che questo intanto è un importo lordo, quindi per capirci l'attuale mia indennità per un comune che ha 4.000 abitanti è di 1.000 euro al mese circa e con questi aumenti arriverò a 1.150, insomma non è che stiamo parlando di cifre draconiane di aumento, se si considera che sono passati 10 anni dall'ultimo ritocco, che era stato un ritocco anche quella volta, insomma sono cifre che sicuramente fanno piacere e che sono anche, secondo me, dovute per le ore di impegno che richiede la presenza all'interno di un'amministrazione comunale, perché soprattutto nei comuni più piccoli, ne parlavo ieri con un collega, capita spesso che la stessa documentazione e gli atti dei consigli comunali vengono predisposti ancora dai sindaci e dagli assessori e questo non è corretto. Insomma, il problema in realtà andrebbero bene anche queste indennità, ma è quello di avere poi la forza lavoro per poter mandare avanti le cose, con una struttura che sia uguale per tutti, a partire dal comune più piccolo per poi andare a quelli più grandi, perché anche su questo si vede questa tabella, io da comune medio-piccolo dico, non capisco quale sia la differenza in termini di impegno e di responsabilità di un comune, di un sindaco di un comune che ha magari 500 abitanti rispetto a un comune che ne ha 100.000. Alla fin fine le responsabilità sono le stesse, identiche, quindi non capisco ancora perché si debba fare una differenziazione in funzione della popolazione. Cioè, le criticità sono esattamente le stesse, perché allora bisognerebbe fare anche un calcolo in funzione della dimensione territoriale del comune, perché un comune che ha 50 km quadrati rispetto a uno che ne ha 100, chiaramente ha tutto un altro tipo di impegno. Quindi, ci sarebbe ancora qualcosa da rivedere. Il ruolo del sindaco dovrebbe essere giustamente riconosciuto e gli si dovrebbe dare un'attribuzione che è abbastanza simile per tutte le dimensioni. Non c'è una taglia diversa e quindi una responsabilità diversa. La stessa responsabilità ce l'ha il sindaco di 10 abitanti come quello di 100.000. Poi affronteremo anche appunto il tema del personale, altro tema scottante che richiede certamente delle risposte, lo sanno i sindaci, lo sanno anche i cittadini che quando si avvicinano alla porta del municipio vedono degli orari, vedono delle disponibilità e molto spesso fanno difficoltà anche per il semplice rinnovo di una carta di identità. Intanto chiedo anche al sindaco di Palmanova un primo commento rispetto a questa novità, a questo aggiornamento degli emolumenti. Ma no, questo è un aggiornamento che ha definito il CAL, quindi Roberti non ha fatto altro che applicare sulla sua richiesta con molto ritardo, ne parliamo di fine 2019 e adesso ha scoperto che i sindaci hanno grandi responsabilità perché in CAL molte volte Roberti aveva paura che l'effetto comunicazione avrebbe avuto un effetto devastante, dire aumentiamo l'indennità ai sindaci, la cassa dei sindaci. Adesso ho cambiato idea e mi fa piacere. Questa è una tabella di incrementi che in maniera molto responsabile i sindaci del CAL hanno individuato, ma il problema oggi, al di là di questi articoli trionfalisti sui giornali, indennità dei sindaci, eccetera, che il problema è chi si fa carico degli incrementi. Io quello che contesto, che ho sempre contestato, il CAL e la Commissione CAL ha licenziato queste percentuali dicendo che si andava avanti se
di questi incrementi si faceva carico la Regione. La Regione ci mette pochi soldi, cioè la montagna ha partorito un topolino, perché alla fine l'amico Roberti ci mette 1 milione di euro, 1 milione in tutto questo. Io penso che questo sia un non riconoscere, tanto mettere in difficoltà molti piccoli comuni che non hanno i soldi per incrementare e li mettono in difficoltà. Seconda cosa, io ritengo che gli incrementi debbano essere a carico della Regione e mi auguro che ci sia un ripensamento, anche se mi sembra che in Consiglio regionale e in Commissione tutti hanno condiviso questo percorso, che io non condivido fin dall'inizio perché onestamente molti comuni, io dico per metterci 7-8 milioni di euro in una manovra che vale oggi 350 milioni di euro o mettere 7-10 milioni di euro su un bilancio di 5 miliardi di euro che quadra la Regione, io penso che sarebbe stata una cosa molto elegante, andando anche a riconoscere il lavoro che hanno fatto i sindaci e che il periodo recente dell'emergenza sanitaria ha visto quanto noi ci siamo sul territorio, al di là del 10, 5, 1000, 2000. È un problema di riconoscere e non gravare sui bilanci dei comuni ulteriormente con questi incrementi. Zani. Concordo pienamente con quello che ha appena detto il sindaco, il mio collega di Palmanova. Cioè, l'incremento, ok, però doveva essere a carico della Regione. I piccoli comuni è difficile trovare i soldi per incrementare direttamente noi queste spese. E quindi cosa potrebbe succedere? Cioè, che cosa significherà per un piccolo comune? Significherà che dovrà tagliare da qualche altra parte, no? Oppure, come già accade, che i sindaci rinunciano a una parte dell'indennità per rimanere all'interno di quella stessa cifra. Questa è la realtà, insomma. Ecco. C'era una proposta mediana che è venuta fuori in CAL dopo varie discussioni, dove i 4 comuni capoluogo rinunciavano, no? Cioè facevano gli aumenti, però se li facevano con soldi propri, e si dava la possibilità, la Regione si faceva carico degli incrementi, di questi incrementi fino a 3.000 abitanti, che era un patto di solidarietà fra i capoluoghi e i piccoli comuni. Anche questo non andava bene a Roberti. Si è presentato con 1 milione di euro, che dico sono 4 spiccioli, che è veramente una vergogna, proprio veramente una vergogna, e il dire, andare a dichiarare sulla stampa che hanno aumentato l'indennità ai sindaci, però metteranno in difficoltà i comuni, perché a me mi hanno chiamato tanti piccoli comuni. Dice, noi non abbiamo i soldi per fare gli aumenti. Cioè, allora, ma cosa abbiamo fatto? Cioè, ma dove stiamo andando? E questo vuol dire riconoscere il valore e il lavoro che fa un sindaco. Veramente. Ci fermiamo, una piccola pausa per la pubblicità, tra poco. Cari sindaci, il titolo della puntata di questa sera di Elettroshock. Siamo partiti da questo percorso, insomma, della norma iniziato a Consiglio regionale che porterà ad un adeguamento degli emolumenti, degli stipendi ai sindaci, stipendi fermi dal 2011. In questa prima parte della trasmissione abbiamo capito che però c'è una difficoltà soprattutto per i piccoli comuni. Queste sono le decisioni, resta il tema di dove reperire i fondi per garantire questi aumenti ai sindaci. In alcuni municipi, nei municipi più piccoli, questo può rappresentare una difficoltà, o si taglia da qualche altra parte per garantire questo aumento, oppure i sindaci, e questa non sarebbe una novità, si troverebbero nelle condizioni di dover rinunciare o comunque ridursi l'indennità. Riparto da Zani per capire poi come si lavora all'interno dei municipi. Nel suo comune la situazione com'è quanto a personale? Allora, il problema personale io ho iniziato a fare il sindaco nel 2013. Mi sono trovato subito in difficoltà in quanto il blocco del personale, il patto di stabilità e quant'altro ha bloccato le assunzioni e il ricambio. Oltretutto in questo momento ci troviamo a un ricambio generazionale del personale che è entrato dopo il terremoto. Quindi noi abbiamo avuto per esempio negli ultimi 2 anni 4 pensionamenti e abbiamo difficoltà a rimpiazzarli perché
Un po' adesso, nell'ultimo anno e mezzo, per il problema del Covid, sono bloccati tutti i concorsi, quindi adesso sono ripartiti. Proprio mezz'ora fa il mio vice sindaco mi ha telefonato e mi ha detto che abbiamo un personale in più nell'ufficio tecnico che ci ha mandato la comunicazione e quindi è il primo dopo un anno e mezzo. No? Problema del personale, problema dei segretari, problema molto grosso. Da quello che so, su 217 comuni abbiamo 60 segretari. Noi abbiamo un segretario in convenzione con Attimis, adesso abbiamo allargato la convenzione anche con altri 2 comuni e in più fa altri 4 scavalchi, quindi questo segretario sì, è un pezzettino da tutte le parti, ma non è che può rendere come avere un segretario in prima persona. Certo. E qual è la difficoltà più grossa in questa situazione a rispondere a quelle che sono le esigenze anche quotidiane dei cittadini? Che cosa vi mette maggiormente in difficoltà? È il fatto che manca il personale, manca in certi punti strategici, settori strategici, tipo l'ufficio tecnico, anche l'ufficio amministrativo, e quindi rende tutto più difficile, no? Anche la sinergia, sì, la risposta alla gente. E i cittadini capiscono il problema o si arrabbiano? Capiscono e non capiscono. Dipende no? quali interessi vai a toccare. Ecco, Perché adesso per dire che c'è tutta questa grande attenzione sul 110%, capiscono ben poco il fatto che magari in un ufficio tecnico c'è una sola persona che deve fare accessi agli atti che richiedono ricerche impegnative e che per fare quel tipo di ricerche io ho dipendenti che sono anche... Cioè, va spezzata una lancia grandissima a favore dei dipendenti dei comuni, almeno del mio, io mi permetto di dirlo, che vengono a lavorare anche il sabato e la domenica, a volte per cercare di rispondere alla gente che ha bisogno, perché magari c'è un interesse importante che sta venendo avanti, senza possibilità di pagare gli straordinari, perché anche questo, ritorniamo sempre al problema che le risorse sono veramente poche. Ma d'altronde questo è un tema grandissimo che è stato sollevato più e più volte, insomma, basta pensare all'ultima analisi di Unione Artigiani di Mestre che ha dimostrato ancora una volta che laddove la gente vive ci sono meno risorse, cioè tutto è destinato al centro, a Trieste piuttosto che a Roma, e ai territori dove vengono prodotti i redditi alla fine arrivano le briciole. Valvasone Arzene ha 24 milioni di gettito, di tassazione, e a me arrivano 3 milioni. Ecco, allora capite che questa sperequazione in termini di risorse assegnate ai comuni poi comporta non risorse per poter avere dipendenti, non risorse per poter pagare l'indennità dei sindaci, di servizi alla gente, che è il luogo dove potrebbero controllare di più, perché più vicine le risorse sono alla gente, più è possibile che la gente veda se il sindaco fa il suo dovere o se è meglio cambiarlo. Si riuscirebbe a controllare meglio il sistema, Martinez. Aver smontato le UTI servivano soprattutto ai piccoli comuni, che il comune medio in qualche maniera riesce a far fronte, perché ogni ufficio ha più persone e quindi riesce anche a sopperire delle carenze, a degli intervalli molto lunghi di sostituzione. Il problema è il comune piccolo. Io ad esempio ho il comune di Chiopris Viscone, che ha 700 abitanti e noi lì facciamo tutto. Loro hanno 2 dipendenti e mezzo, noi facciamo la segreteria, la segreteria no, perché io ho un vice segretario da 2 anni, ragioneria, ufficio tecnico, polizia, anagrafe, cioè noi facciamo tutto. Allora il problema è, abbiamo smontato le UTI, abbiamo dato libertà ad ognuno di aggregarsi, è come mettere questi piccoli comuni, una persona nel deserto, e digli sei libero, puoi andare, no? È la stessa cosa, perché indubbiamente i comuni piccoli e poi i dipendenti non vanno nei comuni piccoli, fuggono per andare in comuni medi, comuni grandi. E quindi il problema che nascerà, ma che si avverrà, perché di fatto di comunità non ne sta nascendo, ne sono nate 3 da quando ha fatto la legge Roberti, 3, e vediamo cosa fanno queste comunità, salvo quelle obbligatorie che poi di fatto, no? Montagna e collinare, e i problemi per loro li vedremo fra un anno, fra 2 anni, quando i comuni piccoli stanno boccheggiando, non hanno segretari, non hanno dipendenti, il comune medio non ha alcuna inconvenienza a fare aggregazione. Io per quale motivo devo mettermi ad aggregare comuni piccoli quando i miei responsabili di area dicono ma io devo lavorare anche per un altro 2 o 3 comuni e non ho alcuna indennità in più.
Quindi si crea, non ci sono elementi incentivanti, quella che avevamo chiesto a Roberti, metti qualche incentivo, e quindi alla fine si stanno abbandonando a se stessi quelli che sono i comuni che hanno più bisogno. Le UTI, per quanto problemi avessero creato di carattere gestionale, almeno davano risposte, seppur parziale, soprattutto ai cittadini dei piccoli comuni. Io su questo non condivido assolutamente la posizione di Martini, lo dico perché io sono entrato dentro l'UTI e quando ho avuto l'opportunità ne sono anche uscito, perché ho vissuto proprio quello che altre realtà vicine nel Friuli occidentale stanno vivendo, cioè il fatto che i comuni più grandi hanno utilizzato lo strumento delle UTI per diventare ancora più forti nei confronti dei più piccoli. E quindi neanche lo strumento delle UTI era una soluzione al problema. Si allontanava ancora una volta il decisore dalla gente. Il percorso secondo me più intelligente era quello avviato nel 2006 con le Aster, che dovevano portare a delle aggregazioni più piccole dei comuni con degli incentivi, quello sì, importanti, ma che avrebbero dovuto portare anche nel tempo a un percorso di aggregazione dei comuni, cosa che non è stata fatta, o quantomeno un vincolo di mandato ulteriore senza ulteriori finanziamenti per poter vedere effettivamente l'aggregazione nella sua compiutezza. È stata smontata l'Aster, sono state introdotte altre forme di incentivazione e sono state introdotte le UTI che, diciamo, dovevano essere 18 macro città e non funzionavano, insomma, non funzionavano. Martini, su questo, cioè, puoi dire quello che vuoi per cercare di difendere quello che è stato fatto in passato, le UTI non erano la soluzione del problema, perché guardiamo quello che sta accadendo in montagna da noi in Friuli occidentale, tutti i dipendenti sono andati sì verso la realtà di Maniago, lasciando vuoti i comuni, e c'era anche un certo disegno dietro a questo, perché non c'era la possibilità della mobilità, insomma era una cosa abbastanza orientata, che doveva andare in quella direzione per creare delle grandi città, 18 grandi città, l'ha detto un esponente dell'allora amministrazione Serracchiani. Allora, visto che si parlava prima di Chiopri Viscone, ne parlava il sindaco, una precisazione che poi ci torna utile rispetto al lavoro, al ragionamento che stavamo portando avanti. Avevamo invitato anche la sindaca di Chiopri Viscone a questa trasmissione, ha detto insomma che sarebbe venuta volentieri, poi alla fine ci ha detto che non riusciva ad intervenire perché era nelle condizioni di doversi farsi carico del lavoro di un dipendente comunale, c'era insomma questa necessità. Questo per dire, parliamo di sindaci, ci sono situazioni diverse perché ci sono sindaci pensionati, lavoratori autonomi, dipendenti, chi è in aspettativa, chi no, sicuramente insomma tante situazioni diverse, poi ecco la necessità quotidianamente di doversi far carico di tante situazioni e anche appunto del lavoro di quelle figure professionali che mancano, che vanno altrove. Su questo vorrei sentire anche Zani. Si parlava prima del tema della mobilità dei dipendenti che ci sono, che poi si spostano attratti da comuni più grandi, molto spesso si fermano per un breve periodo, gli si insegna, gli si spiega, gli si trasferiscono insomma tutte le conoscenze necessarie e poi sul più bello quel dipendente se ne va. È quello che succede, no? Molto spesso, che il dipendente arriva, lo si istruisce e dopo magari parte, no? Oppure dipendenti che chiedono la mobilità dopo anni che sono lì, che magari anche si autogestiscono e riescono a crearsi un ambiente di lavoro, anche un buon ambiente di lavoro, e dopo chiedono la mobilità pensando di andare nel comune più grande e trovare, diciamo, un lavoro più tranquillo, boh, non so. E questo mi accade proprio la scorsa settimana, un dipendente mi ha chiesto la mobilità, un operaio, e quindi adesso vediamo cosa dovremo fare. Però io dovrei privarmi di un operario, ne ho due, dovrei
privarmi di uno e questo Ecco, mi porterebbe in grande difficoltà. No? Spendiamo due parole per questi operai che molto spesso, soprattutto nei comuni più piccoli, sono dei tuttofare, che si fanno carico di tantissime situazioni diverse, senza i quali dallo scuolabus fino alla manutenzione del verde, passando per chissà quanti altri incarichi, per cui dire perdo un operaio per un sindaco, sì, il problema si pone come? Si pone come, dopo avendo anche un territorio molto vasto, sono 46 km quadrati di metà montagna, oltretutto veramente mi metterebbe in grande difficoltà. Ditelo poi ai cittadini che in questo periodo durante l'estate si avvicinano agli incroci e si trovano con l'erba alta e non riescono neanche a vedere le macchine che arrivano. E poi dopo vengono a lamentarsi, vengono a chiedere spiegazioni, come mai non si interviene, chi dovrebbe farlo, e i sindaci sono lì in prima linea mettendoci appunto la faccia. E ci mettono anche magari il trattore ogni tanto o qualcos'altro per andare incontro alle esigenze dei cittadini. E questo è quello che... Esattamente quello che succede. Un'ultimissima battuta prima di salutarvi, perché poi ci alterneremo con i sindaci a Martinez e Maurmeier. Martinez. Per chiudere, proprio prima di salutarci. Ma, dico io, ribadisco che l'incremento va bene, dico va messo a carico Regione e ci auguriamo che ci sia veramente a livello regionale una grande svolta per i segretari comunali, che mancano tantissimo, e che si pensi seriamente a come affrontare il problema del personale, perché questi sono due elementi fondamentali che permettono di far muovere la macchina e poi chiaramente di dare risposte ai cittadini. Questo è un po' Maurmeier. Io l'invito e l'auspicio che faccio è quello che vengano assegnate veramente più risorse agli enti locali, attraverso anche la rinegoziazione che la Regione dovrà fare con lo Stato per quanto riguarda la compartecipazione al debito pubblico nazionale. Allora, se parte di quelle risorse che mi auguro saranno recuperate venissero destinate ai comuni, sono convinto che i cittadini sarebbero molto più contenti delle proprie amministrazioni e troverebbero quelle risposte che tante volte ricevono a stenti e a difficoltà che sono collegate proprio all'assenza del personale, all'assenza dei segretari e tutto quello che ne consegue. Portare i soldi vicino alla gente è sempre una garanzia che quelle risorse verranno spese bene. Ringrazio allora i sindaci Martinez, Maurmeier e Zani per essere stati con noi. Adesso andiamo in pubblicità e continueremo le nostre riflessioni con altri primi cittadini del territorio. A tra poco. Di nuovo insieme con Elettroshock, come annunciato c'è stato un giro di sindaci nel nostro studio, questo con l'obiettivo di raccogliere commenti da parte di più primi cittadini e soprattutto di raccontare che cosa succede nel nostro territorio. E allora saluto Giuliano Castenetto, sindaco di Povoletto, che ci ha raggiunto in studio. Buonasera, grazie per essere con noi. Paola Turello, in rappresentanza del comune di Bicinicco, sindaco di Bicinicco, e ancora un saluto e un ringraziamento a Franco Lenarduzzi, sindaco di Ruda. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie per essere venuti qui e per raccontarci che aria tira nei comuni. Allora partiamo proprio da Castenetto e partiamo da quello che era il tema all'origine di questa puntata, questo incremento negli stipendi dei sindaci, che abbiamo capito nella prima parte della nostra trasmissione è solo uno dei temi e comunque non è di per sé questione chiusa. Castenetto. Da un certo punto di vista è semplicemente il riconoscimento dell'inflazione, sì e no. Ma al di là di questo è un tema che a me non appassiona più di tanto. Spero che almeno si leggano questi dati tenendo conto del fatto che sono all'ordo delle imposte, per cui alla fine da questo dobbiamo togliere un 45% circa, quindi ci si rende conto dopo di quello che rimane. Se cominciamo a metterci tutte le spese e gli oneri che ci sono, in primis le assicurazioni, capiamo che certamente non è la categoria dei sindaci o peggio ancora degli assessori che sono legati all'indennità dei sindaci e che prendono veramente dei rimborsi che sono ridicoli, perché di rimborsi si tratta, certamente si chiamano indennità
ma sono rimborsi. Il vero problema però, secondo me, da questo punto di vista, è le responsabilità che vengono caricate sui sindaci. Proprio prima, nell'intervista dell'assessore Roberti, si parlava del famoso caso della collega, mi pare di Lecco, adesso non ricordo, che ha avuto un avviso di garanzia per un bambino che in una scuola materna aveva avuto la mano chiusa da una porta. Cioè diventiamo il capro espiatorio, rispondiamo di tutti. D'altronde l'Italia è fondata su poche persone che lavorano, su tantissime persone che controllano, su tante authority, cioè tutti devono controllare tutti. Pensiamo ad esempio a quello che è il meccanismo degli appalti, perché nelle casse dei comuni, ma nelle casse degli enti in particolare, ci sono tante risorse che stentano a essere utilizzate, perché il sistema della macchina pubblica ormai è diventato elefantiaco. Il nostro vero dramma si chiama burocrazia, e finché lo Stato centrale, ma anche la nostra regione, non si decideranno a fare qualcosa di serio, non andremo da nessuna parte. Insomma, c'è tanto tempo perso a causa della burocrazia e tanto lavoro, insomma, che poi si accumula. Io tornerei però un attimo a questa tabella, ma per fare una riflessione diversa. Immaginiamo anche che queste cifre siano al netto. Verrebbe da dire che, visto il carico di lavoro che hanno i sindaci, viste le tante responsabilità che quotidianamente si assumono, comunque non varrebbe comunque la pena farlo, anche se quella cifra fosse al netto, Sindaco? No, beh, assolutamente, perché se facciamo i conti, se parliamo di un professionista, di una persona che comunque ha un'attività sua, non credo che con queste risorse si vada da altre parti. D'altronde io sono d'accordo, la politica non deve essere professione, soprattutto negli enti locali. Casomai dovremmo discutere su quelle che sono le indennità, ad esempio, dei legislatori. Magari lì un ragionamento qualcuno lo potrebbe anche fare, cioè responsabilità che ovviamente il legislatore non ha in forma diretta, e indennità. Questo è un parametro che forse dovremmo tener conto. D'altronde la politica, secondo me, quantomeno l'amministrazione locale, è anche volontariato, però a tutto c'è un limite. Vado allora da Paola Turello per chiedere anche a lei intanto un commento rispetto a questa norma che ora è in discussione. Ma io ritengo che sia anche un giusto adeguamento alla normativa che disciplina le regioni ordinarie, a cui era già stato applicato questo criterio, e per cui, diciamo, viene esteso anche alle regioni a statuto speciale. Ritengo che sia un giusto segnale, un giusto riconoscimento per un impegno che potrebbe essere un impegno totalizzante, ma non lo è di fatto, nel senso che ti obbliga a avere un tuo lavoro. Io di professione faccio l'avvocato e quindi mi destreggio tra sindaco e libera professione con non poche difficoltà, però quello che muove è la passione ti spinge a fare grandi cose che non penseresti di riuscire a fare. Questo riconoscimento lo vedo un giusto riconoscimento e anche uno sprono per poter continuare a fare la politica come persona prestata alla politica, però farlo seriamente. E, ecco, questo lo vedo una cosa positiva. Poi dico, tra l'altro, da avvocato dico, molte volte ci troviamo, soprattutto nei comuni piccoli, parlo dei comuni sotto i 3.000 abitanti o anche sotto i 1.000, eccetera, a ricoprire, il sindaco ricopre spesso anche le posizioni organizzative vacanti e quindi si carica di responsabilità veramente alla cieca, chiaramente responsabilità tecniche, molte volte di uffici tecnici, e quindi lo vedo una cosa giusta. Chiaramente condivido il parere espresso dal dottor Castenetto, che dice poi si tratta di importi lordi, quindi...
questa è la situazione. Castenetto, non ne abbiamo parlato fino adesso, ne accennava Castenetto, si parla di sindaci, poi c'è il tema anche, no, di tutti gli assessori che lavorano, la squadra insomma, esatto, del sindaco, ed è giusto forse spendere qualche parola anche per questa squadra. Esattamente, infatti il sindaco, diciamo, è la mente, e poi c'è il braccio che lavora, il braccio che è sempre attivo, perché da soli non si fa niente. Io sono una persona favorevole al team working e ritengo che una persona da sola non può fare niente, e il fatto di accentrare i poteri su una persona non va bene, quindi la squadra va tenuta stimolata, va tenuta attiva, e penso che anche questo piccolo riconoscimento possa essere uno sprone in più. E allora andiamo dal sindaco di Ruda, Lenarduzzi, anche lei intanto un primo commento rispetto a questa novità. Beh sì, ci aspettavamo appunto questa norma da tanto tempo, il resto del paese ha adeguato ancora un anno e passa fa, insomma, le indennità dei sindaci. Finalmente è arrivata anche la nostra regione dopo questo percorso, la perplessità resta sempre su chi deve mettere questi soldi. E questo gap che c'è tra l'indennità attuale e l'indennità che verrà votata, proposta e quindi ratificata, questo piccolo incremento sarà a carico di chi? Si sembra che sia 50% a carico della regione e 50% a carico dell'ente locale. Questa è una cosa che suscita, diciamo, secondo me, un tema di imparzialità, perché c'è il comune che magari più ricco può fare questa operazione di colmare il gap, quello più povero che dovrà rinunciare, si presta al gioco delle opposizioni varie che magari dice ma perché ti tiri su il 100%, perché non lo fai l'80%, eccetera. Quindi essere terzi, come poteva essere in questo, sia dal punto di vista economico, perché aveva tutta la possibilità di poterlo fare, sia dal punto di vista istituzionale, come poteva essere in questa fase la Regione, garantiva assolutamente la copertura di quelle risorse che sono appunto l'aumento completo dell'adeguamento dell'indennità. Non è stato fatto, spero che magari la proposta del CAL possa essere tenuto in considerazione, cioè che il comune più grande faccia da supporto, come dire, solidaristico rispetto ai comuni più piccoli, che sono quelli più in difficoltà. Lo vediamo da sempre, cioè anche durante la pandemia, nei mesi passati, dove veramente abbiamo messo a nudo tutte le fragilità dei comuni, chi ha tenuto insieme il paese, non la regione, il paese, l'Italia, sono stati i comuni. Sono quelli che hanno dato risposta alle miriadi di problemi che i cittadini avevano. E i telefoni, i nostri cellulari hanno invasi di problemi piccoli, grandi e quotidiani. Insomma, cioè questa è la rete dei comuni, e quindi un riconoscimento a questa che è soprattutto l'attività che fanno i piccoli comuni assieme amministratori e realtà locali di volontariato, perché c'è una rete in ogni comune che tesse collegamento tra l'amministratore, tra l'associazione di turno, e ne abbiamo per fortuna in Friuli Venezia Giulia, ne abbiamo tante di queste sensibilità che riescono a colmare i problemi veri che la popolazione ha. Quindi uno sforzo in più secondo me era un'occasione che la Regione doveva cogliere e non rimandare la palla di nuovo ai comuni dicendo decidete voi il 50% di quello che non mettiamo noi, lo decidete voi e vi arrangiate. E ci sono comuni che i soldi non li hanno, anche perché se devono prenderli dall'avanzo di amministrazione, sì, l'avanzo è vincolato per opere di investimento, insomma. Abbiamo tirato in ballo diverse questioni partendo appunto dal tema degli stipendi dei sindaci. Le chiedo un'altra cosa, poi anche con voi parleremo di personale, quindi di stato di salute dei municipi. Con l'ultima tornata elettorale ci sono stati alcuni sindaci che hanno detto qua non si trova gente che si vuole candidare perché la situazione è complicata, è difficile, capiscono che il ruolo di sindaco
significa caricarsi di una serie di impegni e di responsabilità notevoli, e alcuni hanno detto mi ricandido perché altrimenti qua non c'è nessuno che corre, insomma, per questo ruolo così importante, ma appunto, come abbiamo detto, così carico di responsabilità. Nei comuni più piccoli soprattutto questo rischio c'è, è concreto? C'è, è concreto, in 11 paesi, in 11 comuni d'Italia è già successo che non trovano candidati sindaci, è arrivato il commissario, quindi è un dato, e quando manca il sindaco in un comune manca lo Stato, perché il sindaco fa sì l'amministrazione locale, ma fa anche ufficiale di governo, quindi la presenza dello Stato. E quindi insomma anche questa è una situazione da tenere presente. Allora ci fermiamo per la pubblicità, poi ritorniamo in studio. Di nuovo insieme con Elettroshock, siamo partiti commentando la novità, la norma che va a rivedere, a ritoccare al rialzo gli stipendi dei sindaci. Questa è diventata occasione anche per parlare di un'altra questione centrale, proprio per il funzionamento dei comuni che devono garantire ai cittadini tanti e diversi servizi, spesso in situazioni di difficoltà legate anche alla carenza del personale. Ne parleremo con i sindaci presenti in studio questa sera. Prima però ne abbiamo sentiti altri due. La nostra Paola Treppo ha sentito i primi cittadini di Gonarse e di Cervignano proprio sul tema del personale. Sentiamo. Indennità ai sindaci e scarsità di personale, cronica ormai nei municipi del Friuli Venezia Giulia. Qual è la situazione a Gonarse? E ormai il sindaco lo deve fare a tempo pieno, H24, 7 giorni su 7, con veramente uno stipendio irrisorio. Voi pensate che io di netto prendo 930 euro al mese e sono anche responsabile dell'ufficio tecnico, in quanto non ho più la figura del PO che ha vinto un concorso in regione, e mi sono assunto questa carica, quindi rispondendo anche civilmente e penalmente di tutto quello che succede, naturalmente gratuitamente a favore della comunità. Stiamo pagando una fase di pensionamento di una gran parte dei dipendenti degli enti locali. Oggi abbiamo le persone che fanno più di un concorso e quindi non è possibile investire sul personale più di tanto, perché si investe e poi le persone viaggiano. Di questo elemento di grande fluttualità del personale se ne risente con problemi evidenti. Servirebbe probabilmente una riforma generale, complessiva di tutto il comparto, che tenga presente del fatto che i comuni sono quelli che danno i servizi effettivamente, e che quindi il personale è una cosa necessaria per poter assicurare gli stessi in modo serio e importante. Ripartiamo allora da Povoletto. Castanetto, com'è la situazione nel vostro municipio? Nel nostro municipio la situazione è problematica come ovunque. Adesso ci troviamo ad esempio a rinnovare completamente il gruppo degli operai, proprio perché nel post c'erano arrivati dei dipendenti negli enti nell'immediato post terremoto, questi oggi vanno in pensione, quindi questo problema c'è, è forte, non solo quello del personale dipendente, ma anche quello dei segretari. È una cosa allucinante, anche secondo me svilente per il ruolo del segretario stesso, che nella nostra regione ci sia la situazione che anche prima il sindaco Zani citava. È una cosa impossibile, quindi vabbè che i segretari, i concorsi devono essere fatti a livello nazionale, ma questa amministrazione regionale aveva promesso che affrontava il problema, quantomeno per i segretari di fascia inferiore, cioè quelli che vanno fino ai comuni, fino ai 3.000 abitanti. Questo ancora non è stato assolutamente fatto. Dopodiché io ci aggiungo una cosa molto grave che è successa, e questa dipende dall'amministrazione regionale precedente, che è stata il trasferimento in blocco del personale delle disciolte province alla regione. Non si capisce bene cosa fanno in regione, continuo a dirlo anche se posso risultare antipatico. Questa amministrazione regionale non ha assolutamente rimediato all'errore, per cui abbiamo una regione che ha
troppo personale, assolutamente, molti dei quali non hanno neanche una reale funzione, una reale utilità, mentre i comuni sono alla canna del gas. È una cosa che a mio avviso è intollerabile. Ma come intervenire? Come superare questa situazione? Ma lì secondo me anche la Regione esiste una norma, forse un ministro Brunetta che risulta un po' antipatico, però esiste una norma che parla di sovrannumero nei dipendenti degli enti locali e a mio avviso questa norma potrebbe benissimo essere applicata anche all'amministrazione regionale, costringendo questi dipendenti, sulla base ovviamente del loro domicilio, della loro residenza, ad andare verso gli enti locali. Adesso ci saranno queste EDR, su cui io peraltro ho tutte le mie perplessità su come viene affrontata la questione, però trasferiamo immediatamente personale dalla Regione agli comuni e agli EDR, perché così non si può andare avanti, anche perché ricordiamoci che il personale viene pagato con i soldi dei cittadini e i soldi dei cittadini sono assolutamente sacri. Qual è la situazione a Bicinicco? Allora, a Bicinicco diciamo viviamo una situazione abbastanza serena, nel senso che abbiamo 4 posizioni organizzative, quindi una per l'ufficio tecnico, una per l'anagrafe, una per la ragioneria e una per la segreteria, amministrazione, così. Quindi per quel conto una pianta organica molto tranquilla, nel senso è anche di lunga nomina, insomma sono più di 10 e più anni che sono lì, 15 anni, quindi la squadra è rodata, lavorano bene, quindi da quel lato lì siamo fortunati, insomma riusciamo a lavorare bene, però ci rendiamo conto della necessità e del futuro, dei tempi che verranno. Sarà necessario, come abbiamo da un anno messo in piedi una convenzione di polizia locale con Gonars, Santa Maria Lolonga, Trivignano e Bicinicco, in cui c'è un unico comandante e riusciamo a garantire, perché normalmente c'è un vigile per comune, le pattuglie la mattina e il pomeriggio. Vediamo che il territorio viene monitorato molto di più, siamo riusciti con dei contributi regionali ad implementare la videosorveglianza, l'acquisto di telecamere, i lettori di targhe, quindi questa soluzione funziona. Io mi auspico che si possa replicare anche su altre, tipo sugli uffici tecnici, così. Sto parlando di comuni Bicinicco a 2000 abitanti, e quindi io direi che sì, sotto i 5.000 bisogna iniziare a ragionare in questa prospettiva, nell'ottica di un'organizzazione, ottimizzazione dei servizi, risparmio, e sono favorevole anche al discorso che faceva il dottor Castenetto in merito al travaso di dipendenti dalla Regione agli enti locali. Andiamo allora a vedere a Ruda, al municipio di Ruda, come vanno le cose. Io ho preso un mandato nel quale almeno 5 persone sono andate in quiescenza, in pensione per raggiunti i limiti di età, quindi il capo ufficio tecnico, il capo ufficio manutenzioni, i 2 operai e l'anagrafe, e adesso quest'anno andrà in pensione anche il capo ragioneria e il capo segreteria, quindi praticamente viene rinnovato quasi tutto il comune in un mandato con uno sforzo che possiamo solo immaginare, no? Perché ci si mette in crisi, perché poi quando va via una persona che ha lavorato 40 anni in comune, va via la memoria storica, va via un legame che va oltre solo la mansione di lavoro. Io intanto spezzo comunque una lancia e faccio i complimenti, e i miei, come dire, tutti i miei favori vanno al gruppo di collaboratori, io li chiamo non dipendenti, perché effettivamente si lavora stretto, veramente sulla stessa scrivania quasi, no? per risolvere i problemi, per portare avanti la programmazione dell'amministrazione. Questo va veramente riconosciuto, però è un dato che si sposta sul piano istituzionale. Noi abbiamo un segretario a 6 ore a settimana ed è assolutamente insufficiente, quindi gli amministratori spesso devono portare, come dire, il loro bagaglio di formazione per anche strutturare un po' quella parte di comune che non è proprio di competenza dell'amministratore. E dall'altra parte si nota che la Regione, che non è nata per fare amministrazione, perché è nata per fare programmazione e legislazione, in questo momento sta occupando degli spazi sul piano amministrativo che non sono propri, e lo fa
non facendo il suo mestiere, facendolo, come dire, con tempi che non sono quelli della risposta amministrativa, che deve essere immediata, che deve essere circostanziata. E quindi in questo momento assolutamente manca un disegno di quello che vogliamo fare in questa regione. Per l'EDR anch'io, come il mio collega, ho grandi perplessità che possano servire a colmare questa fascia di ente intermedio, nel senso che l'EDR è un ente decentrato regionale e la definizione stessa sviluppa qual è il suo contenuto, non quello certo di essere un ente che interpreta i fabbisogni di un territorio. Quello che c'è bisogno ai comuni, per noi comuni soprattutto piccoli, è avere un interlocutore sul territorio che ti dia una mano dal punto di vista tecnico-amministrativo, perché altrimenti non ce la fai. Lo fai un po' superando il gap con delle convenzioni, cercando di strutturarti magari delle soluzioni temporali, però di fatto ti viene a mancare quella continuità che ti dà la funzione del dipendente assunto in ruolo per il tempo che necessita, cioè a lungo periodo. E quando va in crisi una persona, perché va via, perché va in crisi comune, diciamo, perché manca in quell'ufficio la persona che lo ha retto, quindi è chiaro che è un vulnus davvero tragico. Ecco, come avviene il passaggio di consegne in questo contesto, se avviene? Ecco, questo è un altro grande problema, no? Noi abbiamo chiesto, anche come dire, nelle proposte che facciamo con ANCI, piccoli comuni, abbiamo chiesto che si possa affiancare la persona che viene a sostituire il dipendente che va in pensione, che si possa affiancare per un periodo, 1 anno, 2 anni, fuori dai cosiddetti patti di razionalizzazione, perché c'è bisogno di essere istruiti, di apprendere un po' di esperienza, di capire che tipo di lavoro è, e questo non può venire fatto perché prima deve andare in pensione la persona che ha diritto alla quiescenza e poi bisogna mettere in atto la procedura di sostituzione e quindi c'è un buco dove i sindaci vanno in crisi, vanno a fare il mansione di ufficiale di stato civile, vanno in segreteria, vanno in ragioneria, fanno proprio l'impiegato, ma non è oggettivamente una cosa possibile questa, insomma. E allora c'è poi il tema, come dicevamo prima, dei cittadini che bussano alla porta e che le risposte le vanno a chiedere ai sindaci, non vanno in regione, non vanno a Roma, ma bussano alla porta dei sindaci. Castenetto, com'è la situazione? C'è un po' di solidarietà nei confronti delle amministrazioni locali? Si capisce qual è la situazione? O poi alla fine il cittadino che non ha il servizio che in quel momento gli serve è un cittadino arrabbiato, punto? Ma io credo che i cittadini un po' capiscono e un po' non possono capire, perché ci sono dei limiti all'azione amministrativa che neanche noi riusciamo in realtà a capire. Io a volte penso che il legislatore quando fa le leggi o non le legge, probabilmente non legge il testo, o non si rende conto di cosa sta facendo. Abbiamo caricato ormai su tutto il sistema, non è solo il discorso dei comuni, ma questo vale per le aziende private, vale per i privati cittadini, un tasso di adempimenti che è tale da scoraggiare chiunque. Poi ovviamente i cittadini si dividono in 2 grandi categorie, quelli che capiscono un attimino le difficoltà che tu hai, che ce la metti tutta. Io mi associo anche col collega Di Ruda quando parla dei dipendenti comunali. Io devo ringraziare, ma non solo i miei di Povoletto, ma credo tutti i dipendenti comunali che sono in prima fila insieme a noi amministratori ad affrontare tutte queste problematiche. Non bisogna fare tutto di un'erba un fascio quando si parla del pubblico impiego. Ci sono tantissime persone, la stragrande maggioranza nel pubblico impiego, che effettivamente stanno mandando avanti, nonostante tutto, la macchina, e a questi dobbiamo essere assolutamente grati. Poi ovviamente il cittadino si aspetta risposte, tu per dargli le risposte hai bisogno sostanzialmente di una cosa, che sono le risorse, ma le risorse non sono solo quelle finanziarie, sono anche quelle del personale, sono anche quelle umane, perché indubbiamente per far funzionare la macchina ci servono le persone e servono le persone preparate. Tra l'altro adesso si parlava
dell'affiancamento durante le sostituzioni. C'è un problema che è stato già sollevato alla Regione, adesso con i nuovi parametri, soprattutto i comuni che stanno sotto la fascia dei 5.000 abitanti, a volte hanno proprio difficoltà a rispettare il parametro del personale rispetto alla spesa complessiva. Quindi questo è un discorso che indubbiamente va diluito in 5 anni perché è già previsto dalla norma, ma effettivamente qualcosa lì inviterei l'assessore Roberti a rivederlo velocemente perché c'è qualcosa che non funziona, soprattutto nei comuni medio-piccoli. E chiudiamo allora con i comuni piccoli, chiudiamo con Vicinico, un auspicio insomma da qui al futuro, per guardare un po' con più serenità al vostro lavoro che insomma vale la pena di ribadirlo ancora una volta, diretto contatto con i cittadini, che più diretto di così non si può. Ecco, io penso che la cosa più difficile come sindaco così sia riuscire a spiegare alle persone la macchinosità e la complessità della burocrazia, e questa è la cosa più difficile da spiegare. È anche perché frustrante, immaginiamo. Molto. E allora molte volte bisogna avere tantissima pazienza e magari inventarsi delle soluzioni anche un momentino, nel rispetto ovviamente delle norme e di tutto, per dare qualche risposta abbastanza celere, più celere rispetto ai tempi canonici, e riuscire a creare, diciamo, questa magari, come dico io, il team working, no? Questa motivazione, non creare muri tra gli uffici, diciamo, e il pubblico. Questa è la cosa principale. Il sindaco deve fare da mediatore in questa cosa qui, è il primo mediatore. Quindi anche questo ulteriore ruolo. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, ringrazio tutti i sindaci che sono stati presenti in studio con noi questa sera, grazie a voi che ci avete seguito da casa, ai tecnici in regia. Alla prossima, arrivederci.